riceveranno la cassa integrazione di luglio solo nei primi giorni della prossima settimana. Per 18.248 dipendenti del vastissimo ventaglio produttivo dell'artigianato padovano si è finalmente sbloccato il decreto del governo che stanzia le risorse per gli arretrati del Fondo di solidarietà per l'artigianato FSBA, con un ritardo di ben 5 mesi. A mio avviso è imperdonabile perché in una fase di emergenza e di crisi il governo dovrebbe essere più celere a stanziare i fondi che sono, ricordo a tutti, fondi di sostentamento. Vuol dire che hanno lasciato migliaia e migliaia di persone senza stipendio, sospese a casa senza nessun sostentamento al reddito. A queste persone arriveranno finalmente le indennità di luglio, agosto, settembre e ottobre. L'ente bilaterale per l'artigianato veneto erogherà in tutto 19 milioni di euro. Sono soldi messi via da datori di lavoro e dipendenti dell'artigianato per le emergenze, stavolta tornati indietro con grave ritardo. Era insostenibile per i lavoratori perché ricordo che in moltissime aziende lavorano sia marito che anche la moglie e quindi siamo a conoscenza anche di situazioni molto complicate, proprio di allarme più che rosso, esattamente di profondo rosso.